Per me è un piacere venire perché io imparo da voi e ho imparato moltissimo frequentandovi, perché questa parte di storia particolare che riguarda la ricerca archivistica è una parte che non ha mai riguardato l'ambito delle mie attività e dei miei interessi culturali. Per cui mi sono avvicinata a questo proprio attraverso di voi e devo dirvi che siete riusciti voi come circolo, lo devo ammettere, come circolo vittoriese delle ricerche storiche ad appassionarmi a questo, tant'è vero che io ricordo come nell'ultimo convegno che avete fatto ero venuta con l'idea di portare il saluto istituzionale più o meno doveroso, di sentire un paio di cose, poi mi sono fermata tutto il giorno perché veramente ho apprezzato moltissimo e ho seguito con grande interesse tutte le relazioni che i vari storici quel giorno avevano fatto e che ora ritroverò e leggerò con attenzione in questo prezioso libro, perché tutti quanti sappiamo come la memoria purtroppo poi inganni e comunque vada a rendere sempre più labili le cognizioni che noi possiamo avere, ed è molto importante quindi che vengano stampati gli atti del convegno, perché avere poi la documentazione scritta che rimane nel tempo permette di riprendere in mano questo volume, di riguardare, di cercare magari quelle notizie che ti avevano colpito, che tu hai bisogno in quel momento di riprendere in mano e le trovi. Quindi io vi ringrazio moltissimo, approfitto di questa occasione per fare a tutti quanti voi gli auguri per le festività imminenti, ma al di là di questo soprattutto vi auguro di continuare a lavorare attraverso questa attività che evidentemente vi appassiona, per aprire sempre nuovi spiragli alla storia locale, perché davvero è un arricchimento per tutti quanti noi e per la nostra città. Quindi grazie a tutti. Ringrazio l'assessore delle belle parole. Comunque noi cerchiamo di fare il possibile appunto, per tutte le curiosità che si tirano fuori, perché ci sono tantissimi aspetti della vita cittadina che sono particolari e non si conoscono. Quindi adesso il nostro carissimo Massimo Busso ci presenterà appunto il volume. Grazie. Allora, grazie a tutti per la presenza. Il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, con questo che si presenta stasera, ha pubblicato sino ad ora 14 volumi di atti dei propri convegni dal 1985 e poi con regolare cadenza biennale dal 1994 e altrettanti quaderni, questi a partire dal 1995, per raccogliere buona parte delle conferenze organizzate, in media una 8-10 all'anno. Da qualche mese tutta questa mole di pubblicazioni, pari ad almeno 6.600 pagine, è stata digitalizzata e collocata in internet sulla piattaforma accademia.edu, liberamente ricercabile e scaricabile previa iscrizione gratuita. La mission del circolo è quella di divulgare storia, specie quella locale, al miglior livello, ed è stata sempre correlata al principio che, con una parola difficile, gli anglosassoni definiscono accountability, cioè l'impegno alla costante resa dei conti del proprio lavoro. E anche questo libro qui è l'esito del lavoro che viene presentato agli studiosi, ma anche ai comuni cittadini. Si tratta in questo caso, come si legge nel titolo, di Economia e Commerci, di un secondo volume, in quanto nel 2014 era stato organizzato un convegno sulla stessa materia, come è capitato anche per i convegni sui caminesi, che ci fu un primo convegno nel 1985, un secondo nel 2002. Il secondo convegno su Economia e Commerci si è tenuto in questa stessa sala il 15 aprile scorso, con buona partecipazione di pubblico e a distanza di pochi mesi, come ha detto la Presidente, seguendo una consuetudine consolidata e sempre mantenuta, si possono già presentare gli atti.
5 erano state le relazioni proposte nel corso della mattinata del convegno e altrettante nella sessione pomeridiana, che sono ovviamente pubblicate nel volume, assieme ad alcune comunicazioni di corredo che non erano invece state prodotte nel corso del convegno. La medaglia commemorativa, che non so se quest'anno, comunque insomma noi abbiamo lo stesso sfruttato, il maestro grava almeno come un disegno, che comunque rende conto con un simbolo che mi ero portato dietro, eccolo qua, con alcune degli attrezzi dei lavoranti che lui ha pazientemente disegnato. Allora, i lavori spaziano dagli artigiani della pietra, nelle loro diverse specialità, gli artigiani delle arti meccaniche, bottari, calderari, dopo vedremo, alla produzione del vino con un'attenzione tutta particolare al prosecco, c'è una novità cronologica sul prosecco, a quella di seta, lana, spezie e caffè, alla disciplina dei commerci, al fenomeno dell'emigrazione dei lavoratori in Svizzera, alle tecniche di redazione dei catasti che, come si mostra nell'ultima relazione che vedremo, consentono ora di avere una visione socio-antropologica di alcune aree disagiate. Adesso cercherò di sintetizzare, anche se è praticamente impossibile comunque, il contenuto dei lavori presentati. Allora, il primo, Giovanni e Silvia Tommasi, con gli artigiani della pietra e dell'argilla, hanno continuato il loro laborioso censimento in termini prosopografici. Siamo già con questi all'imponente numero di 1750 persone schedate, di tutti gli artigiani dell'area delle Prealpi meridionali, quindi ad ogni convegno c'è un'aliquota di questi. E questa volta dei lavoratori della pietra sono quasi 560, cioè ci sono 560 schede. Si tratta dei muratori, murari, mureri, in parte, questo non lo sapevo, provenienti dalla Lombardia, dalla tradizione dei mastri comacini. Si tratta di persone che spesso non si limitavano alla manovalanza, alla costruzione di pareti, muri, selciati, ma che appaiono, in alcuni casi, come veri e propri impresari con compiti simili a quelli che definiremmo geometri e architetto, insomma di costruttori, di edificatori in senso pieno. E poi ci sono quelli più particolari, i coversadori, operai specializzati nella manutenzione dei tetti, come dice la parola stessa, i lapicidi, cioè i tagliapiera, ma tra questi ci sono anche scultori come, prendo un nome a caso, Francesco Cauriola, autore forse del pergamo della chiesa di Santa Giustina e del monumento al poeta Guido Casoni. Poi ci sono però anche quelli ancora più specializzati, i moler, quelli che producono mole per la macinazione del... Devo alzare? Non si sente? Così? Meglio? I moler quindi producevano macine da mulino e le cave erano collocate sopra Fregona e Serravalle o sulle colline tra Corbanese e Refrontolo. Non potevano mancare i fornacciai che si occupavano della fondamentale e imprescindibile, data la natura del lavoro, produzione dei laterizi, compresi anche, questo è curioso, i celebri pignatari di rolle che sempre a fornaci si rivolgevano, però per la realizzazione di recipienti da cucina, pignatari. Ma abbiamo anche i vetrai sono assimilati in quanto il vetro si realizza attraverso un trattamento particolare, un procedimento che parte dalla selce. Il centro di produzione era Venezia, e qui ci sono sia i veriari o anche i fenester, quelli che fanno finestre, quanto i mercanti che portavano a spalla spesso il prodotto, spero di leggere giusto, Scrasigne da Vieri, lungo la via Regia, quindi da Venezia, Treviso, Conegliano, fino all'area germanica, a piedi, coi vetri in spalla. Cito uno di questi vetrai, Bernardino da Vicenza, di Conegliano, verso il 1493 fornì 463 vetri per la finestra della cattedrale e realizzò anche la rete metallica che li teneva assieme, quindi il lavoro era sia quello della fabbricazione del vetro ma anche della messa in opera, eccetera. E poi nel 1509 ebbe una nuova commissione per altri 490 vetri da finestra e fu pagato per far 3 rode de fil de ramo alle feriade dello Altar Grando.
Le schede delle centinaia di artigiani raccolgono moltissimi spaccati di biografie lavorative che raccontano vite di certo non importanti sul piano storico generale, non cambiano cioè la storia, ma che appaiono illuminanti sul piano della storia materiale, che meriterebbe assai più spazio negli studi, ma che da questi lavori prosopografici può, o almeno potrebbe, ripartire. Qua la sintesi è proprio massima, perché non so quante pagine sono di schede, ma veramente sono interessanti e curiose, perché hanno cercato gli autori di mettere sempre qualche richiamo che, diciamo, introduce, ci fa capire esattamente cosa faceva il singolo soggetto. Poi abbiamo Andrea Peressini, che ha presentato il suo lavoro per la storia del Prosecco, l'inventario 1712 dei vini del magazzino da Malvasia in Calle del Remedio a Venezia. In questo lavoro abbiamo una datazione anticipata rispetto a quel che si sapeva in precedenza relativamente all'apparizione in area veneta di un vino denominato Prosecco, anzi Prosecco con una C sola. Si parte dall'inventario di una casa e di un magazzino da Malvasia. Le malvasie sono in realtà degli spacci di vendita, insomma, del vino, detti così a Venezia, ed era sito in Calle del Remedio, dalle parti di Santa Maria Formosa, a Venezia appunto. La lettura di questo inventario è particolarmente interessante, perché tra i tipi di vini più venduti, cioè il moscato, il vino di Spagna, che però significa vino di Sicilia, il liatico, cioè l'aleatico, vini greci come il negro di Cefalonia e il vino di Cipro, il garganego veronese, il vino di Fiorenza, che sarebbe il Chianti, e il Marzemino, troviamo anche il Prosecco. E la cosa curiosa è che solo di Moscato, Marzemin e Prosecco non viene data la provenienza geografica. Dobbiamo ritenere quindi che si trattasse di vini coltivati nelle isole della laguna veneziana, da sempre destinate all'agricoltura. Ricche di vigne e di orti, rifornivano con prodotti freschi il mercato di Rialto. Per quanto riguarda i vini a Sant'Erasmo, veniva coltivata la ribolla e il raboso. La presenza di una viticoltura di qualità in laguna è confermata per la scoperta di diversi vitigni ritrovati nel 2012, scavando eccetera, come il Marzemino a Torcello, il Moscato all'Arsenale e soprattutto la Glera, cioè l'uva che poi porta al Prosecco, a San Michele, San Samuele, a Torcello e alle Vignole, quindi più isole. Dato che era noto fin dal 1593 il Prosecco istriano, collegato con l'antichissimo Pucino, vino di cui parlava Plinio il Vecchio, proveniente dal Golfo Adriatico, un po' generica la favoleggiato come una sorta di elisir di lunga vita, si ritiene che la specifica malvasia venduta in Calle del Remedio, che da quell'appellativo, cioè il remedio, aveva preso tutto il significato curativo, anche se non c'entrava niente, ma insomma la pubblicità funziona così anche per quell'epoca lì, con una tradizione di notizie che abbraccia tutto il XVIII secolo veneziano, addirittura i nobili che entravano per la prima volta in maggior consiglio, poi, dopo la seduta, passavano alla malvasia del Remedio per bere un bicchiere che portava bene. E a questo punto, tutta una serie di cose che vengono ben spiegate nella relazione, sembra che questo vino fosse appunto Glera e quindi Prosecco, il quale ancora oggi, magari con minor intenzione curativa, ma con indefessa forza di penetrazione commerciale, ha raggiunto ormai i mercati e le tavole di tutto il mondo, caratterizzando, a nostro malgrado, o se ci va bene, tutta un'area geografica. Oscar de Zorzi, che compare con 2 lavori, il primo è Arti meccaniche a Serravalle, attività, patti societari, apprendistato e assunzioni secoli XVI-XVIII, dove si propone un esame dell'organizzazione delle cosiddette arti meccaniche e dei relativi patti. E qui ci sono tutta una serie di documenti che riguardano bottari, calderari, callegari, cappellari, folladori, lavorieri de panni, linaroli, molendinari, pellizzari, sartori, scarpieri, scorzari, spaderi, speziari e tessari. E sono proposte appunto
per ciascuna di queste attività, con un'amplissima documentazione, le tecniche contrattuali che disciplinavano, attraverso esempi ben descritti, le diverse attività professionali e artigianali, i patti societari, i contratti di assunzione del personale, degli apprendisti, anche in trascrizione integrale con numerosi esempi annotati. Così, per esempio, per l'arte dei costruttori di botti abbiamo l'apprendista Simon II de Ceneda da una e Missier Zuanne Bottaro dall'altra, che sono divenuti all'infrascritto accordo: Ser Simon promette di servire per anni doi e mesi doi esso Missier Zuanne nella professione d'arte del bottaro. Ed esso Missier Zuanne promette di istruire e insegnare detto Ser Simon in quanto facesse bisogno l'arte de professione suddetta e spesarlo del suo proprio. Questo ho preso l'esempio più piccolo per dare un'idea. E così lungo contratti tra singoli, apprendisti o qualificati o contratti societari si snocciola una sorta di diritto del lavoro di un'epoca che ha regole assai più articolate di quel che si può pensare, di grande interesse anche antropologico e di analisi sociale. Abbiamo insomma lo spaccato di quelli che potremmo chiamare, non me ne voglia nessuno, i job acts dei secoli del XVI al XVIII, che dovrebbero far riflettere sulla ricchezza delle previsioni normative e anche per la complessità degli intrecci che si instauravano tra datori di lavoro e lavoratori di diversi livelli di competenza professionale. Luisa Botteon, invece, con il suo L'industria della seta a Conegliano nel Settecento, ci porta a una delle specificità nel territorio coneglianese, l'industria serica, che era una delle attività più redditizie dell'economia della Repubblica Serenissima. Dopo il 1670 si afferma definitivamente una particolare tecnica di torcitura del filo di seta che rende più pregiata la lavorazione. Nel 1767 sono 76 gli impianti nella Repubblica e allora a Conegliano iniziò la produzione di seta pregiata, tanto da competere con quella piemontese e francese. Il filato si chiamava filato ritorto alla bolognese, che veniva prodotto anche qui a Conegliano, e assicurava alla seta una particolare resistenza, lucentezza e voluminosità. L'attività era patrocinata dalla imprenditorialità di alcune famiglie patrizie veneziane, non sempre con successo. I Tron, nella seconda metà del Settecento, chiederanno di aprire un filatoio a Mareno. I Tiepolo avrebbero voluto fare un loro edificio produttivo a Conegliano, sull'alveo del fiume Ruio, dato che era necessaria una notevole forza idraulica per muovere le macchine del filatoio, ma sarà infine la famiglia Lippomano, sempre sul fiume Ruio, a erigere e gestire l'edificio produttivo a partire dal 1766. Si trattava di un filatoio, una fabbrica di panni e una fabbrica di cordelle di seta. La tecnica di produzione con macchine in grado, grazie alla forza dell'acqua che operava su ruote idrauliche, di imprimere specifiche torsioni di fili di seta, vedeva all'opera manodopera specializzata, addestrata talvolta fin dall'infanzia, cui veniva richiesta finezza nel tatto nel trattare la seta. Chiaro che tale personale diventava da un lato inadatto ai lavori pesanti. Se fosse stato costretto anche per pochi mesi a lavorare in campi, avrebbe perduto, a causa della callosità delle mani, la capacità necessaria a gestire i filati di seta. Nello stesso tempo i gestori dei filatoi dovevano vigilare perché il loro personale non li lasciasse per la concorrenza. Quindi la questione del personale è una delle più delicate in questa vicenda, come anche l'uso delle donne come operaie, come la concorrenza che c'era nella produzione, compresa quella dell'imprenditoria ebraica, del trasporto, del commercio anche verso i mercati esteri della seta coneglianese. E qui, restando nell'ambito dei filati, Giorgio Zoccoletto si è occupato con il suo Lanificio di Follina durante la guerra dei 7 anni 1756-1763 di un scenario globale, perché mentre era in corso una guerra già quasi mondiale, perché occupa sia
l'Europa che l'America, le colonie americane, francesi e inglesi, da Follina si esportavano migliaia di pezzi di lana lavorata sui mercati del Mediterraneo orientale. La Repubblica di Venezia incentivava questo tipo di produzione. Il commercio delle lane follinesi, in particolare il prodotto chiamato londrine seconde, stoffe molto resistenti lavorate con tecniche inglesi su macchine di brevetto francese, era un prodotto richiestissimo da berberi e turchi. Quindi capite, c'è la Repubblica Serenissima, si lavora a Follina con macchine francesi, con macchine inglesi, con brevetti francesi, insomma c'è veramente, e poi si vende ai turchi sull'Africa settentrionale. Quindi stiamo respirando, così come era anche per la questione della seta, veramente un momento lo chiameremo adesso globalizzazione. E quando i francesi strappano le isole Baleari al controllo inglese, si mettono a smerciare stoffe analoghe a quelle di Follina sui mercati mediterranei, interferendo, facendo una concorrenza a quelle proprio follinesi della pedemontana nostra. Follina ottenne una proroga degli aiuti di Stato, perché è un po' come adesso lo Stato deve intervenire a sostenere una particolare produzione, perché non solo non facendolo il territorio verrebbe depauperato della manodopera e della capacità di produzione, ma anche perché quel tipo di prodotto è particolarmente costoso e quindi ha bisogno di aiuti pubblici. Ovviamente i savi alla mercanzia, che era la magistratura che si occupava di queste cose, avrebbero voluto non dare il contributo statale, e invece non solo lo devono fare a causa della guerra, ma c'è anche un incendio che distrugge lo stabilimento follinese, e quindi non solo è necessario mantenere gli sgravi tributari, ma è necessario anche fornire un prestito economico per far ripartire lo stabilimento, che sennò avrebbe messo in crisi, la cui assenza avrebbe messo in crisi tutta l'area pedemontana. Qui Zoccoletto produce una serie corposissima di documenti in originale, e quindi che sono facilmente leggibili, perché l'italiano del Settecento, insomma, non è particolarmente difficile, però è una vicenda molto complessa, in cui si mette in mezzo la burocrazia veneziana, creando tutta una serie di problemi a questa che è la più longeva industria di filati dell'area, e che riusciva appunto a vendere in tutto il Mediterraneo. Abbiamo detto ancora Oscar De Zorzi, ne aveva già fatto uno di lavoro, ne propone un altro di tipo più biografico. Il protagonista è Simone dei Faveri, vita di un bottegaio nella serravalle